volte l'amore ci fa stare veramente male, però noi tendiamo comunque ad accettarlo, a giustificarlo, perché non riusciamo a farne a meno, finché prima o poi finalmente ci rendiamo conto. Il problema è che spesso a quel punto è troppo tardi, ci siamo già persi. Peggio è ancora quando oltre che noi stessi perdiamo anche qualcos'altro, come un amico o la nostra libertà. Nel sonetto 134 Shakespeare parla di questo tipo di amore malato usando termini contrattuali. Ad esempio, lui paragona la Dark Lady, la donna che ama, a una spietata donna d'affari e il loro rapporto a un rapporto meramente contrattuale. In poche parole, il poeta è in debito con la donna, ma la merce di scambio non è il denaro, ma l'affetto. L'oggetto dell'ipoteca non è il suo appartamento, ma il poeta stesso. E chi fa da garante al poeta, chi è mandato da lui alla Dark Lady a fare da tramite al loro amore, è il suo migliore amico. Ecco, ormai ho confessato che egli è tuo e io sono ipotecato alla tua voglia. Mi darò in mano tua, purché l'altro me stesso tu mi restituisca il mio conforto. Ma tu non vuoi, né lui vuole la libertà, che tu sei avida ed egli è tenero. Si prestò solo come garante per me a sottoscrivere quel contratto che vincola lui pure strettamente. Tu esigi la cambiale della bellezza tua. Tu, usuraia, che cedi le tue cose a interesse e intenti causa un amico indebitatosi per me. Così io lo perdo per il torto mio. L'ho perduto. Lui e me. Tu ormai possiedi. Ei tutto in te riversa. Eppure io non sono libero.